Laviamo i pomodori, togliamo il picciolo. Incidiamo con una X i pomodori. Tritiamo una cipolla finemente. Tritiamo finemente il basilico. Facciamo bollire dell'acqua. Prepariamo una terrina con acqua fredda. Aggiungiamo i pomodori. Lasciamo bollire 1-2 minuti. Aggiungiamo i pomodori, lo shock termico ci aiuterà a togliere facilmente la buccia. Con uno spelucchino togliamo la buccia al pomodoro. Eliminiamo i semi e l'acqua di vegetazione dei pomodori. Tagliamo la polpa a concassè. In una padella aggiungiamo l'olio. Accendiamo il fornello a media potenza. Facciamo imbiondire la cipolla, tritata con un po' d'olio d'oliva. Aggiungiamo lo spicchio d'aglio. La cipolla non deve bruciare. Aggiungiamo il pomodoro concassè. Aggiungiamo un pizzico di sale. Aggiungiamo il basilico tritato. Togliamo l'aglio. Facciamo cuocere 10 minuti a fiamma bassa. Scola bene la pasta. Utilizza lo scolapasta. Spadellala con la salsa. Servi subito.